Allagamenti diffusi in via Mameli nella notte a Rapallo. La pioggia ininterrotta non ha risparmiato il centro storico cittadino. Abbiamo dei negozianti che sono andati a bagno completi, questo perché non sono pulite assolutamente i sette scarichi a mare che abbiamo, sono ostruiti di tutto il materiale di questa mareggiata, perché non abbiamo avuto neanche il tempo della ripresa per poter intervenire su queste problematiche. Quindi la lotta è contro il tempo, la lotta è una lotta contro il tempo e naturalmente anche economica, perché i danni sono tanti. Ripulire completamente la nostra città ci vorranno solamente 800.000 euro per quanto riguarda la pulizia dei torrenti e delle linee che trasportano le acque bianche, naturalmente, che certe volte purtroppo confluiscono anche nelle acque nere, quindi tantissime problematiche che sono al sottosuolo. A causare un ulteriore motivo di preoccupazione è il crollo di un pino a San Michele di Pagana, a pochi metri dal punto dove in occasione della mareggiata è crollata anche la passeggiata a mare. In corso le valutazioni da parte dei tecnici, perché ora si teme per la stabilità della strada. Stiamo facendo fare delle valutazioni tecniche dai nostri funzionari del comune e in serata naturalmente daremo una risposta precisa. Secondo una prima ricognizione sembra che sia ancora la situazione sotto controllo, però è giusto monitorare fino in fondo. Altro punto caldo, oggetto di una riunione tecnica in comune, è quello della difesa della zona mare della città in caso di nuovi fenomeni meteo. Il lavoro che sta facendo il Porto Calodino è un lavoro molto importante, continuo. Non hanno smesso, penso, una giornata, nonostante il tempo non ci abbia aiutato, ed è già ripartita la fase di messa in sicurezza. Mi risulta che la settimana prossima arriveranno dei primi massi, dei primi scogli che serviranno per fare una protezione provvisoria per quello che è la nostra città. Avremo un consiglio comunale richiesto, un consiglio straordinario richiesto dalla minoranza, dove verranno affrontato punto per punto tutte le richieste dei cittadini. Ciò non toglie che l'aspetto primario è quello del lavoro e naturalmente l'ambiente, dove noi ci stiamo occupando tantissimo in questo momento per dare delle risposte concrete.